Siamo con Bastiano Frontedo, allenatore di questo Fondi, che vince 4-1 lo scontro diretto contro il Siniscola. Una vittoria molto importante, soprattutto dopo quella di Alghero, insomma 3 punti che valgono doppio. 3 punti che valgono doppio, diciamo, siamo entrati un po' timorosi, un po' temendo anche Forse la posta in palio era pesante. La posta in palio era pesante. E loro gli serviva uguale vincere come a noi, chi vince questo, noi ci siamo un po' tolti un po' ma giusto per oggi, dalla zona caldissima, diciamo. Se finisce il campionato adesso noi siamo salvi. E siamo rientrati nel secondo tempo con un altro spirito. Molto meglio, molto più tranquilli, più consapevoli di quello che dovevamo fare. Cercare di giocare più la palla senza buttarla, stavamo facendo chilometri solo per andare a coprire delle palle lunghe da una parte e dall'altra, ci stavamo rendendo la vita difficile. Invece nel secondo tempo, con più palla a terra, con più calma siamo riusciti a portare... Addirittura a fare 2 gol con l'uomo in meno. 2 gol con l'uomo in meno vuol dire che la squadra si è aiutata, quindi devo fare i complimenti alla squadra, hanno corso, non si è vista la differenza, hanno continuato a provare a giocare, sono arrivati 2 gol e sono molto contento. Ecco Bastiano, quest'anno tu sei tornato a Fonni, che differenze ci sono rispetto al passato? È difficile comunque anche conquistare la salvezza in questo campionato di promozione? Il campionato di promozione è sempre difficile, ogni anno devi trovare quei ragazzi che ti permettono di fare un buon campionato, perché ormai si fa con i fuori quota. Quando c'hai i fuori quota all'altezza non patisci, se già i fuori quota e poi quando davanti molto... c'è un certo Maurizio Patteri, insomma, si parte sempre con un certo vantaggio. L'esperienza di Maurizio, io l'ho conosciuto quest'anno dal punto di vista come allenatore, l'ho marcato da giocatore, ma è freddissimo, è una certezza, è una cosa... Invece delle squadre... Complimenti pubblicamente a Maurizio. Delle squadre che avete trovato, adesso domenica andate alla Maddalena, il campo che si è infuocato, visto che oggi ha perso col Sosso. Per cui, insomma, quali sono quelle squadre che ti sono piaciute di più davanti? A me mi è piaciuta la Maddalena qua, anche se noi abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo perso, ma abbiamo fatto una bella partita. Però loro è una squadra tosta, con dei ragazzi già formati, anche fuori quota, ma che non si vedevano. E con un altro bomber di razza, Siazzu e Volante pure, che comunque mi sono piaciuti, io non so adesso come mai questo calo, però a molte squadre gli servono punti, molte squadre vogliono fare i playoff. Ora squadre tranquille, campi tranquilli che vanno solo a giocare non ce ne sono, ognuno sta mirando a qualcosa e si vede anche dai risultati, ed è bello anche così. Per chiudere ti chiedo, dei giovani di Fonni, qual è quello che sta crescendo meglio? No, stanno crescendo tutti bene, oggi sono contento che ho fatto giocare anche un 2000, è il secondo 2000 che faccio giocare, quindi gli faccio un in bocca al lupo che faccia moltissime partite. Ci sono un gruppo di 97 che sono davvero bravi per la categoria, quindi veramente non fanno sentire la differenza con i compagni più grandi. Una cosa, un appunto, li vorrei più spesso agli allenamenti, che ogni tanto... il cronico problema di Fonni, degli allenamenti. Li vorrei davvero un po' più spesso. Bene, insomma Bastiano, ti ringraziamo, complimenti per la vittoria di oggi. Grazie. E un grande in bocca al lupo per quest'ultima partita, sperando che il Fonni si possa salvare. Speriamo, grazie.